sì, lei sondato, sì, 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 sì o no? Sì. No, sì, no, come diceva la signora ieri. E io le facevo il verso, ma sarò merda. Dunque, allora, cari amici del vostro caro dolce e amaro, ma anche, come dire, agrodolce se vogliamo metterci. Amico G, possiamo dare inizio a questa kermesse odierna che vede la famiglia Rompilmazzo in attesa di un invito ben preciso. Sì, l'invito è stato fatto nella fantasia di Giuseppe Rompilmazzo, ma doveva trovare qualcuno che effettivamente ci dica sì, venite, ma qualcuno forse l'ha già detto, sì, magari scherzando, per carità di Dio, perché ci sono anche persone di spirito, no? E quindi andiamo allora non so, forse sì, a sconvolgere questa persona qui. Facciamo questo numero qui. Ecco, sì, sconvolgere questa famiglia, sì, sconvolgere l'andamento di una famiglia, proprio per benino, loro fanno tutte le loro cose, come sempre, t'arriva questa legnata improvvisa, una famiglia tutta la settimana di Natale ospite in casa. No, via, non c'è nessuno meglio per loro. Io andavo a cercare un nome di uomo, ecco questo per esempio, sì, perché io devo fare riferimento a questo vecchio amico che mi avrebbe invitato. Un ascoltatore mi ha telefonato dicendomi perché non fai il contrario anche, ogni tanto sei te che inviti le persone. Non è male, si può fare, si può anche fare. Pronto? Sì. Buongiorno, sei Gianfranco? No, ancora non è tornato. Che è la moglie? Sì. Buongiorno, sono Giuseppe, gli ha parlato di me? No. Dell'invito per Natale? No. Ma non so se si sarà sbagliato lei. No, noi ci siamo incontrati dopo tanti anni, no? Ci siamo spersi di vista perché eravamo alle elementari insieme, no? Con Gianfranco. E così parlando dice, va bene, dice, insomma io gli ho detto perché non vieni a passare il Natale, anche tutta la settimana Natale da me? Lui ha detto sì, va bene. Ecco, volevo una conferma che ma guardi, io ti ho sbagliato il numero, mio marito si chiama Gianfranco. Sì, Gianfranco, sì, appunto. Ma non è possibile. No, voi dovete venire da me, è una casa bellissima, c'ho tante stanze, tanta accoglienza. Ma guardi, mio marito ha bello fatto il biglietto per andare a casa sua. No, niente, lo so, va in Sardegna, no? Sì. Lo so. No, non ci va più in Sardegna, no. No. Voi venite tutti a casa mia. Perché poi mi ha detto, dice ti può anche trombare la mia moglie, mi ha detto. Sì, addio caro. No, davvero, ma così per scherzo, io per scherzo ho detto, io ti so la mia, cioè così, perché noi quando si era giovani ci siamo frequentati, sì, è probabile sì che si sia andata alle elementari. Si andava a donne insieme, sì, no? Poi una volta si è avuto anche un piccolo rapporto omosessuale fra me e lui, ma si era un po' ubriachi, è successo che si è fatto un po' a rinculino, ma una volta sola, una volta sola. Poi anche recentemente siamo stati tanto il telefono lo paga lei, a me non me ne frega niente. Sì, il telefono lo pago io, ma l'importante non lo posso dire, ma siamo stati un po' puttane, ma sono cose che fanno solo bene. Io quando vado a puttane con Gianfranco, no? Si va a puttane, lui torna a casa sicuramente molto più gentile del solito, e anch'io con la mia moglie sono un gentile, perché insomma fa bene il rapporto, capito? Senz'altro. Pronto? Dica. No, la sento calare, stava calando. No, stavo cucinando. Sta cucinando? Certo. Ho capito, ma sta anche assaggiando i cibi, voglio dire, no? Certo. Che c'è? Senta, se ha finito, no. Io ci avrei anche da fare. Ma che fa, le cipolle? Perché mi sembra si sia messa a piangere, signora. No? Sì, non credo, se si è metta a piangere la sua moglie se ce n'ha una. No, per tanti auguri, arrivederci. Ci si vede allora, a casa mia, tutta piena di letti, orge su orge, pronto? Andata via? Meglio per lei. Vedi, ho cercato di invitare io, non accettano nemmeno gli inviti. Io perché ho detto Sardegna, voi vi chiederete come facevo a sapere io della Sardegna, ma dal cognome, via. Quando un cognome ha detto a casa sua, e quindi veniva fuori benissimo Sardegna, era credibile, in effetti lo era proprio così. Dunque
Sì, vadi pure, io vado da un altro. Sì, landia. Beh, vediamo un pochino che viene fuori di qui, ma purtroppo non viene fuori niente perché sembra che proprio non ci sia alcuno che risponda. È chiaro, sì. Io ho tentato anche di invitare le persone, non vogliono nemmeno essere invitate, sono stato un po' pesantuccio però, mi sono fatto subito accorgere. Informazione gratuita. Che c'è? Il numero da... Però, no, non mi interessa. Dice no, andiamo avanti. Dicevo, quella donna mi calava, è vero, mi calava mentre eravamo al telefono, mi stava calando. Dunque, vediamo un po'. Ecco, sì, una perdita di un calo di zuccheri. Ma lei non ce l'ha mai un calo di zuccheri, si leva da coglioni, signorina della fava, ecco. Io non lo so mica, ma si può andare avanti così con questa che piripipara. Ora me lo ridice, fa un altro, ogni numero di me lo ridice, me lo ridice. Me lo dice? Sentiamo se me lo dice. Adesso non me lo dice? Che ho fatto? Ho sbagliato un numero. Oh madonna. Sì, pronto? Sì, pronto. Buongiorno, come va? Chi parla? Sono Giuseppe. Ho l'impressione di aver sbagliato il numero. No, scusi, lei chi è? Mi dica chi vuole. No, mi dica lei chi è. Come si chiama di nome lei? Mi dica lei è. Come si chiama di nome? Io mi chiamo Giuseppe, mi sono presentato. E io mi chiamo Raffaello. Raffaello? Sì. Ah, ho capito. Appunto, proprio a te volevo parlare. Oh Raffaello, allora sei te. E che? Scusa, ma io non avevo fatto il numero giusto. Mi sembrava strano perché la voce la riconoscevo. Ma te non tu mi riconosci allora? No. Madonna ragazzi, Raffaello. Vabbè che non c'ha una certa età, voglio dire, ma mica quanto il famoso Raffaello Sanzio, vero? Sei un pochino più giovane, t'avrei perso il capo. Non ti ricordi che mi avevi invitato per Natale? No. Oh Raffaello, via! Madonna ragazzi, a me la memoria mi è rimasta, ma a te Io proprio... con gli anni proprio non ti ricordi? No, Giuseppe. Sarà stato 2 o 3 settimane fa che ci siamo incontrati casualmente. Cioè, ma guarda Raffaele, guarda Giuseppe, insomma, quanto tempo è che non ci si vede. E mi hai detto, venite te e tutta la famiglia per la settimana di Natale a casa nostra. No. Io sta sbagliando con qualche altro. No, un momento, no, Raffaellino. 2 mesi e non esco di casa, perché non è... 2 mesi e non esci di casa? No, sì. E perché? Che hai fatto? Perché ho avuto problemi nel disco, quindi sono 2 mesi e non esco. Io invece di dischi ce n'ho tanti. No, volevo dire, no, ma che... ma no, siccome c'è un altro Serpi Raffaele. Sì, ma volevo dire, ho capito, io ho detto 2 o 3 settimane fa, tu mi dici 2 mesi, cioè io ho proprio beccato quello giusto allora, ho beccato proprio quello giusto. Quando dico sono inquilino del piano di sotto, questo sta sempre a pian terreno. Quando dico ci siamo visti 3 settimane fa, sono 2 mesi e non esco di casa. Ma allora, no, voglio dire, allora vi siete messi d'accordo, voglio dire, no? No? Io dai primi di ottobre sto uscito agli arresti domiciliari praticamente. Quasi. Come quasi? Non esci nemmeno per fare una passeggiatina a comprare le sigarette? No, non fumo nemmeno. Ecco, vabbè, ho detto sì per dire, insomma, ma non va bene nulla, va bene nulla, ma per trombare? Cioè, si tromba in casa. Bisogna andare fuori. Sì, ma con l'ernia di disco che tu trombi ti fai gli sforzi. Ma io ho l'impressione che abbia sbagliato persona. Oh, Raffaello, senti, la voce la riconosco. Tu eri te quel giorno fuori? O eri te o un sosia perfetto, preciso? Allora ci sarà un sosia. Sì, ma che con lo stesso nome? Sì. Che mi conosceva? O Raffaello? Però quell'altro gli risponde. Mi ha dato anche questo numero, dice chiamami, e io ho preso questo numero. Con questo numero Raffaello sei te. Ma sei sicuro che 2 mesi sei in casa? Sì. O magari forse da 6-7 di ottobre. Da 6 ora mi ricordo. No, è questo, perché allora noi ci siamo visti a settembre ci siamo visti. No. Ci siamo visti a settembre noi, ora mi ricordo, sì, ero appena tornato alle vacanze, ero stato in Sardegna, no? Con Gianfranco, quello di prima. No, dicevo, e poi sono tornato praticamente, anzi ero con la moglie di Gianfranco, ma questo a te non ti deve interessare, ecco, appunto, e te mi hai detto, vieni a casa mia, si fa sì, per Natale, ora sono passati alcuni mesi, non te ne ricordi più. No, questo io non l'ho detto. Poi io capisco che è venuto questo problema, no, certamente. No, ma io non l'ho detto a nessuno questa cosa. A me me l'ha detto.
detto. No. E mi ha detto anche, Ma guarda, Giuseppe da dove? ti ha detto la mia moglie è brava a cucinare, ci abbiamo posto in Sì. casa. No. Allora ha sbagliato, guarda. Perché? È inutile discutere. Non mi dire che non sei nemmeno sposato. Non sei nemmeno sposato. No, è inutile perché non c'ho neanche la moglie. Allora ha sbagliato, guarda. Tutto, con te non si fa nulla, con te non c'è verso, qualsiasi cosa si toppa, con te si toppa qualsiasi Va cosa. bene, ciao. Ti porto una bella figa, nemmeno quella, nemmeno. Ma è incredibile, nemmeno la moglie, nulla. In casa, stava in casa 2 mesi. Mamma mia, ragazzi. Tifo refrattario, molto refrattario. Sì, refrattario. Una volta ci fece un sondaggio sui refrattari. Qualcuno ricorderà, immagino. Ricordate meglio voi di me di solito. Dunque, vabbè, andiamo da qualcun altro perché questo era veramente palloso. Pallosissimo, mamma mia, era palloso. Era un disco molto vecchio, all'ernia. Sì, no, vediamo un po' qui che cosa viene fuori. Non viene fuori niente. Io vado oltre. No, non si può andare avanti così con le persone. Mamma mia, ragazzi. Qualsiasi cosa c'aveva sempre qualche cosa per contrastare quello che io proponevo. Nulla, non c'era verso, non c'era nemmeno la moglie. Andiamo da questo qui, via. La moglie ce l'hanno tutti, anche quelli brutti. Una mogliuccia se la sono trovata, non per dire, anche quelli però fanno schifo. Una mogliuccia che vostra. Pronto? Sì. Oh, Leonardo? Sì. Bene, allora va bene per Natale, siamo d'accordo, ho deciso, ho parlato con la mia moglie, va tutto bene, si viene. Se riesco a capire chi è? Come si riesce a capire chi è? Quanti ne ha invitati per Natale? Io nessuno. Come nessuno? E io? Quando ho saputo chi è? Leo, sono Giuseppe. Lambiccati il cervello, pensaci bene, lambiccatelo. Giuseppe. Mi ha invitato per tutta la settimana di Natale con la moglie, con i figlioli, tutti quanti. Il cane, la nonna, dice porta tutti, tanto ci abbiamo posto, la mia moglie è brava a cucinare. Ma Giuseppe da dove? Io sono di Firenze. Ci siamo ritrovati dopo tanti anni, mi ha detto guarda per Natale devi venire da me in tutti i modi, si riparlerà dei vecchi hai sbagliato numero, tu mi hai dato te questo numero, te mi hai dato questo numero, ci sono Leonardo, sì, sapevo te Leonardo, ti ho trovato un po' invecchiato, ma insomma anch'io. Ci siamo ritrovati? Sarà 2 o 3 settimane fa, quanto è che non esci di casa? No, voglio dire, Io penso che ha sbagliato un numero. Io penso che ha? Scusa un momento, come io penso che ha? Io non ho parlato, non mi parlare come D'Alema, io penso che ha. Io non conosco nessun Giuseppe di Firenze. Un Giuseppe di qualche altra parte? Ma io conosco un solo Giuseppe che sta a Siena. Sta a Siena questo Giuseppe, ma anch'io stavo. E poi questo Giuseppe fa il medico e sta sempre a Siena. No, io ora sto a Firenze e faccio il veterinario. Io faccio il veterinario perché il cognome quale sarebbe? Il mio? Sì. Ma te lo sai il cognome di Giuseppe, quello che conosci te? Sì. Ah, lo sai? Io sì. E allora io non te lo dico, se lo sai già che te lo devi a fare, scusa, abbi pazienza. Senti Leonardo, non fare tanto, se ci hai ripensato, dimmelo, no, me lo dici, guarda, non se ne fa più di nulla. Io non sono, ma sai, tu me lo dicessi, io non sono in vena di scherzi perché mi stanno girando per conto mio. C'hai l'ernia del disco, no? No, allora? Non ho niente di questo genere. Meno male. Ho problemi mia e parecchio seri. Ma ho capito, se ma per piacere mi dici chi sei. Problemi di salute, spero di no. No, se per piacere mi dici. Ho capito, sono altri problemi, sono problemi di soldi, che te ne fai? No, non è questo il problema. Io sto convinto che ti ha lasciato l'amante. Chi ti ha dato questo numero? Hai preso l'AIDS? Chi ti ha dato questo numero ha sbagliato nome. Me lo dici? Come nome? Quale sarebbe? Leonardo, con questo numero, Il mio cognome quale sarebbe? Allora qui siamo nell'assurdo. Leonardo, qui siamo nell'assurdo. Il mio cognome quale sarebbe? A me non me lo dovevi chiedere. Non me lo dovevi chiedere, perché allora. Io sto parlando del non mi chiedi il mio e mi chiedi invece il tuo. Ma via, ma Leonardo, ma non siamo pazzi. Noi si viene per Natale. Anzi, lunedì siamo già lì. Vabbè, io. E ti avverto, la notte di Natale con la mia moglie, io voglio fare una bella trombata, mi devi dare un letto bello, soffice. Te l'avevo anche detto. Fare e ho molti problemi. Hai problemi di erezione? Non sono in vena di scherzare.
Se mi dici chi sei, se no guarda, riattacco. Ma senti, ma quel medico che si chiama Giuseppe, sì, è il tuo medico curante? No. E allora che te ne frega a te, scusa? Questo vorrebbe dire, io ti sto dicendo, Ma io non conosco nessun Giuseppe. Senti, tua moglie è in casa? No, non c'è nessuno, sono solo. Ma ce l'hai la moglie? Lo dovresti sapere. No, quel Leonardo che conosco io ce l'ha la moglie, te ce l'hai? Ma, avere la moglie è abbastanza facile. Come abbastanza facile? Credo l'80% delle persone c'ha una moglie. E l'altro 20? Ma scusami, sono finocchi. Me lo dici il tuo cognome? Ma allora, se vuoi sapere il mio cognome, io te lo dico. Sì. Però poi se te dici no, non ti conosco, allora io capisco che a quel punto lo fai apposta perché mi vuoi eliminare. Ma allora non dovevi nemmeno invitarmi, ecco. Io ho disdetto tutti quanti gli appuntamenti, tutte le cose che avevo, gli impegni, mi tocca ritelefonare a quello e a quell'altro adesso. Ma c'è Natale con chi vuoi? No, Natale con i tuoi. Ascolta, io non ho invitato nessuno, vuoi? Quindi se ti fai identificare si può chiarire l'equivoco. Oh, l'equivoco, non è un equivoco, io ti dico il mio cognome, va bene? Io mi chiamo Giuseppe Rompilmazzo. Mai sentito. Il mazzo, vai a rompere, qua c'è un altro. Il cazzo? Ma come ti permetti? Poi ha detto mazzo, ma io trovo tutta gente oggi veramente, veramente cupa, Questi sono cupi, tutti hanno problemi. Allora, al momento che uno non c'ha i problemi di soldi, no, vuol dire di salute, no, i soldi vanno lì, insomma, sì, vabbè, può essere un problema anche quello, oppure ci sono anche, se non è di salute, in fondo, via. Un amico ti risolveva la vita, poi magari, no, nulla, niente, non gliene frega niente. Strada, informazione. Io faccio i numeri qui, strada. Oggi mi sembra un sondaggio, diciamo la verità, piuttosto sul cupo, sul triste, non c'è nulla da ridere, c'è da piangere con queste persone. Madonna, ragazzi miei, io fo numeri, non succede nulla. Come dire, in bocca male. Oggi speriamo poi magari nella seconda parte la cosa si raddrizzi, ecco, perché mi sa che sia molto moscia e non è colpa mia, trovo la gente, ragazzi, ma incazzatevi, almeno incazzatevi un po', ma un minimo, per carità di Dio. E qui naturalmente niente da fare perché c'è nessuno. Ragazzi, quando va così non è colpa, sappiatelo che io faccio il possibile, ma poi queste persone magari poi all'ultimo tuffo, quando non c'ho più tempo, trovo la telefonata buona e che ci posso fare? Io non me le preparo le telefonate, sapete? No, mai, tantissimi mi telefonano per offrirmi numeri a loro dire sicuri, buoni, ganzi, oppure per mettersi d'accordo per fare telefonate finte. Io dico no, io voglio rischiare, perché il rischio... Pronto? Che c'è? Pronto? Pronto? Ho sentito questo rumore, pronto? Pronto? Africo? Sì. Chi è? Sono moglie. La moglie di Africo? Sì. Oh, bene, come va? Ma chi è? Sono Giuseppe, devo parlare con Africo. Chi Giuseppe? Chi Giuseppe? Giuseppe è un amico di Africo. Ma è al lavoro. Al lavoro Africo? Sì. Allora, ma gli ha parlato di me? Io no. No, lui? No. Lui. Cioè che noi si viene per Natale? Da voi? A me non ho parlato di niente. Accidenti, è già 2 settimane si sono incontrati, che mi ha fatto l'invito. Chi è? Me lo spiega il telefono? Io sono un vecchio compagno di scuola di Africo e dove abitate? Io sto a Firenze adesso. Noi siamo stati molto amici, poi ci siamo persi di vista, ci siamo ritrovati improvvisamente, fa vieni, porta la famiglia tutta la settimana. Quando vi siete trovati? Un par di settimane fa, non mi ricordo, per la strada, così. Non credo. È uno scherzo, Ma come uno scherzo, signora? Mi ha detto, guarda, mia moglie è tanto brava a fare da mangiare, è una brava donna. Che ride, signora? Poi mi ha detto, c'è posto in casa, non c'è. Senta, sono io, la mia moglie, i 2 figlioli, la nonna e il cane. Il cane? Un cane grosso. L'importante è il cane. Signora? Perché ce l'ho anche io uno, sì, sono 2. Anche lei? Che c'ha, cane o cagna? Un cane.
Madonna, allora anch'io c'ho un maschio. No, c'è la femmina. C'è la femmina? Allora va bene, meglio. Senta, no, perché i figlioli sono un po' turbolenti, l'avverto subito. Metta via le cose si rompono, le metta da parte. Senta, ma insomma, ma lei, ma chi è, me lo spiega? La nonna anche un po' pisciosa, insomma, come? Ma chi è, me lo spiega? Sono Giuseppe, sono un vecchio compagno di scuola, sono Giuseppe Rompilmazzo, io sono un compagno di Africo. Sì, allora telefoni a Africo. Africo l'ha fatte poi di scuole, ma insomma quelle poi l'ha fatte. Insomma, l'ha fatte, sì. C'era anch'io, io ho proseguito poi perché sono diventato una calappia. Allora telefoni a lui, sono diventato una calappiani. Allora senta, come telefono a lui? No, lui quando torna? Quando torna? Lui torna a pranzo. A pranzo? Sì. Ecco, no, mi sembra strano non gliene abbia parlato perché io lunedì vengo lì con tutta la famiglia. Venga, verrà, fa la gente che andrà al ristorante perché. No, mi ha detto la mia moglie qua, la mia moglie là, ha tessuto le lodi della moglie, voglio dire. Senta, mi ha detto anche che non c'è problema per la notte di Natale, una bella camera. Sì, ma insomma lei senta, ha tempo da perdere o perché io devo trombare la notte di Natale. Allora va bene. Devo trombare, capito? Allora trovi qualcuna che ci stia. No, c'ho la mia moglie, signora. Non mi ha detto che devo trombare lei. Lei mi fa anche un po' schifo. Devo trombare, signora. Ma come? E ce l'ho già, dice. No, bisogna arrivare. Ma via, ma io che gente trovo. Ma che gente trovo nel mondo, abbi pazienza. Africo. Oh Dio. Io ho richiamato, perché così. Pronto? Devo trombare, signora, notte di Natale. Devo trombare, è andata via. Ma che gente. Basta così. Entra nell'anno 2000 con G, cenone, veglione, spettacolone, chi non viene è un coglione, in un posto bellissimo sulle colline di Montecatini, gli amici del Colle. Prenota subito il tuo mega capodanno allo 0572 72 180. Entra nell'ultimo anno del secolo con G, e se no con chi? Interrompiamo i programmi per questa notizia appena arrivata. L'incredibile recente apparizione di un oggetto conosciuto con il nome di Swiffer ha suscitato un acceso dibattito tra i nostri concittadini. Swiffer viene descritto da alcuni come un rivoluzionario catturapolvere, altri sostengono invece si tratti di una calamita inviata da un'altra galassia per catturare e analizzare la polvere del nostro pianeta. Voci su extraterrestri, UFO e un generale alone di magia circondano questo mistero. Per adesso una sola cosa è certa: la polvere non dura perché Swiffer la cattura. Vorrei un Go Wind. È un regalo? Ottima scelta, signora. Ecco a lei. E prenda, c'è anche lui. Buongiorno, signor. Ma è De Niro. Chi attiva un servizio di telefonia fissa o mobile Wind entro l'anno ha un mese gratis sull'abbonamento annuale al Super Premium di più e al suo grande cinema. Lei, De Niro? Vada. Ma vattene tu, sei solo chiacchiere e distintivo! Il servizio di telefonia mobile Wind è disponibile nelle aree coperte direttamente dalla rete Wind o tramite la rete di altro operatore mobile. Gusto raffinato, alternativo, il gusto della cucina cinese del ristorante Pizzeria Tesoro, il primo ristorante cinese a Prato, anche con pizzeria con forno a legna, anche a pranzo, specialità pesce fresco, adatto anche per cerimonie e feste. Il ristorante Tesoro è anche servizio a domicilio, tranne sabato, domenica e festivi. Prenotatevi per la cena di Natale e per un fine anno con giochi e premi. Ristorante Pizzeria Tesoro, via Ferrucci 488 Prato, telefono 0574 59 25 45. Che i nostri amici animali fossero anche vanitosi, noi lo sapevamo già. È per questo che abbiamo dedicato loro un intero negozio ed è nato quindi Vanità e Cuccioli, tutti gli articoli e prodotti per animali e tutto per mostre di bellezza e lavoro, specializzato in Newfoundland. Vanità e Cuccioli a Marlia, Capannori, Lucca, in Piazza del Mercato, perché gli animali valgono. Per Natale e fine millennio, quale occasione migliore per fare un giro in centro? Noi del negozio Cica di via Garibaldi Prato vi aspettiamo con tutte le nostre proposte di abiti uomo-donna, con offerte specialissime su tutti i capi. Per uomo le marche Reporter, Corneliani, Missoni e accessori come portafogli e cinture. Per la donna Marella, Penny Black e Crizia. Cica via Garibaldi Prato a 1 minuto da Piazza Mercatale con facile parcheggio. Aperti tutte le domeniche e lunedì di dicembre. Auguri di buon Natale e fine anno. Nella notte santa.
Eccoci alla seconda parte del sondazzo, caro amici del vostro caro dolce amaro amico G. Eccoci qui, qua. Status quo. No. Qui si va come ci pare. Come ci pare, che ci viene in mente, magari ci si può anche trascinare per tutta la seconda parte del sondazzo, l'idea, ma l'idea ancora non c'è. Aspetta, proviamo, via. Sì, dai, proviamo. Ancora non si è trovato una vedova oggi? No, dicevo sì, no, che la voglia provare, intendiamoci bene, ma a volte. Pronto? Pronto? Chi parla? Angiolino? Sì? Ah, Angiolino, come va? Ma bene, chi è? Sono Diavolino. Giaolino? Ah, ho capito. Capito? Capito davvero? Mi fa piacere. Aspetta. Sono qui. Non mi ricordo mia, Come? Hai capito, ma non ti ricordi? Giaomino? Qual è Giaomino? Giaomino. No, non ho detto Giaomino, Diaolino ho detto. Diaolino. Giaolino? Diaolino. Chiaolino? No, te sei Angiolino? Sì. Io sono Diaolino. Ma io... A me un... No, senti Angiolino, per la verità, ti dirò una cosa importante. Io siccome devo fare il presepio, no? Ho dei bambini e vogliono il presepio, così, no? Ecco, se guardato ci manca proprio l'Angiolino. Il presepio, sai, c'è sempre bisogno dell'Angiolino sul presepio, no? Mi ci verresti te? Ascolta. Dimmi. Se vuoi pigliare per culo? Sì. E poi trovo un altro. No, Angiolino, ma perché parli così sboccato? No, perché sì. Abbi pazienza, ti voglio mettere il presepio. Diamine, sì, ci vengo, Ha bisogno di un Angiolino proprio sulla pannuccia, sai? Va bene, sì. Ci vieni tu? Allora può andare anche in culino, saporino. Come in culino? Ma come ti permetti? Io mi sono per il permesso. Ti metto con un filino tutto sospeso lì, no? Bellino Angiolino, tutto con Va ti bene. metto anche l'ali, ti metto Va l'ali. bene, comunque ti auguro buon Natale, ciao. Altrettanto Angiolino, ci si vede nel presepio. Diamine, sì. Oh! Ma chi è che... dietro c'era una voce femminile, vorrei chiamare ancora per vedere se arriva questa signora femminile. La signora femminile. No, nel senso, a volte, no? Sì. Ecco, proviamo. Angiolino, ma tu me la mandi quella persona di sesso femminile che avrà bisogno anche di una pastorella? Anzi, una lavandaia, meglio una lavandaia per il presepio. Mi passi quella lì che diceva, ma dai, su, pronto? Giolino? Non si fa il presepio quest'anno si fa il presepio, via, telefoniamo a Gesù Bambino. No, ma no. Lascia stare Gesù Bambino, non c'è nessuno che si chiama Gesù Bambino, no? Ma strano però, ci sono dei nomi, Ultimo Dodo, vi ricordate Ultimo Dodo? Pensate, eppure Gesù Bambino, magari tutto attaccato con 2 B, Gesù Bambino, non c'è. Pronto, Duccio? No, guardi, ha sbagliato il numero. Ma come, lo sei Duccio? No. Oh mio Dio, ora dove lo trovo quel benedetto ragazzo? Guardi, lui ha cambiato il numero, ma era il numero di Duccio questo sì, era qui? 22, 32. Ah sì, infatti, ma voglio dire, come si fa? Posso dire una cosa a lei? Io come può riferirgli? Ma non c'è bisogno di riferire a Duccio, la sento che è un bel maschione lo stesso. Invece di Duccio lo ciuccio a lei, via. Pronto? Sì, va bene. Va bene, ci incontriamo? Sì, dica quando e dove. Dica. Dove e quando? Anche oggi? Sì. Sì, io ho tanta voglia. Bene. Tu mi piaci tanto, la voce mi sembra anche un maschio vero. Ma non me lo dire. C'è anche un bel... Quello bisogna vedere. No, io voglio vedere. Mi piacerebbe tanto vedere, ti interessa? Porca miseria. Allora senti, dimmi te a che ora? Alle 5? Sì, dove? Dimmelo te. Io ho detto l'ora, te dimmi dove. No, io non te lo so dire. Dai. No.
Non me lo sa dire. Se no vengo a casa, No, cara, casa... Beh, a casa tua si fanno le maialate sul letto. Sì, cara, anche troppe. Anche troppe. Anche troppe. Con te, guarda, io immagino che si faranno tante, anche di più, che conduccio. Brava Cettina. Senti una cosa, ci si può incontrare fuori allora? Ma te ti... No, dimmi te in dove? Io sono sempre disponibile, basta, io ho la macchina, posso venire. Prima vengo io e poi vieni te. Questo senz'altro. Senz'altro. Ma ti piacciono le donne? Oh, mammina. Sì, di la verità. A me sì, ma neanche poco. Ecco, allora sarà bello fra me e te, sai? Sì. Io ti fa una di quelle leccate e dura una vita. Guarda, io non aspetto altro. Ma oltre alla leccata spero in qualcosa di più, Guarda, ci credo, ma quella è il preliminare, La leccata all'inizio e poi dopo cosa mi fai? Dopo te lo dico. Ah, dimmelo subito. No, quella è inventiva lì. Dove mi metti? In che posizione mi metti? In tutte. In tutte? Tutte. Anche sul dietro? Porca maiale. Non mi chiamare così. No, ti chiamerò Butellino. Sì, no, a me va bene tutto. Senti, no, perché mi eccito, capito? Oh, per Dio. È una cosa meravigliosa, anche per il telefono, Ti guarda. stai titillando? Ti stai masturbando? Bravo. Oh, per Dio, E te no? Io no. Non c'hai nulla di duro? Qualcosa sì. Comincia? I diti. I diti c'ho duro. Che c'hai? I diti. I diti? Sì, quelli sono sempre duri. Ma allora io volevo un'altra cosa. Bisogna vedere se si riesce a tirarlo su. Perché è difficile? No, cara, è molto facile. Allora dai, forza. Dimmi dove. Dove ci vediamo? C'ho una voglia, anche subito, guarda. No, ora non è possibile. Tu mi attizzi da morire, c'hai una moglie te? Ah sì? E che vuol dire? Che vuol dire? A me mi vuol dire niente. Vabbè, ma io una di più, una di meno. Vengo mica a casa tua. Anzi, qualcosa fuori del normale sta anche bene. Appunto, fuori del normale ci vuole, rafforza il rapporto anche con la moglie, sai? Senz'altro. Fa bene. Ecco, senti una cosa. Dimmi dove, dai, non mi fare stare sulle spine. No, dimmelo se dove. Ma dove rimane comodo a te? Per me va bene lo stesso. No, se me lo dici, se me lo puoi dire bene. Ma te ce l'hai un posto dove andare? Io no. Io sì. Allora, se mi dici dove ci si trova, beh, è finito. Ora non ti voglio dare l'indirizzo preciso perché prima ti voglio vedere, sai? Ti voglio conoscere. Vedi. Senti. Bene, ci si vedrà insieme. Ciao, cara. Ciao. Tesoro, guarda che lo dico a tua moglie, Diglielo. Appena la vedo glielo dico, sai? Bene. Tanto ormai c'ho il tuo numero, sai? Almeno si tromba di più. Sì, si tromba con chi? Con la mia moglie. Sì, ma quando lei sa che te l'hai tradita... anche meglio. Io ti faccio un ricatto, Ma ti ricatta pure. Sì. Ciao, cara. Ciao, caccoloso. Che maiali sono gli uomini, dite la verità. Ma questo mi ha preso per una donna. Niente. Io volevo fare i gay e questo mi piglia per una donna. Ma siamo matti, D'accordo, ecco, comunque, anche se, insomma, in fondo, che maiale. Guarda, io non lo so, gli uomini eterosessuali sono i più maiali che ci sia. Ecco, ti c'è una cosa come stanno. Pronto? Pronto? Virgilio? Sì. Mi fa piacere, bella fia, come tu stai? Ascolta. Che c'è? No, che c'è lo dico io a te. Dimmi. Ho saputo delle cose, grandi novità. Cioè? Come? Ho saputo che ti lasci una tua moglie. Ma io non so chi ti ha informato. Non è vero? Ma scusa, ora io t'ho scambiato un attimo, io sono cazzo di Virgilio. Sì, ma io chi sono? E chi sei? Già? No, dimmelo te a questo punto, abbi pazienza. No, ora mamma, io confuso, stavo tu mi hai riconosciuto. Per una si va a caccia insieme, ma non sei. Si a caccia insieme, sì. Io e te si a caccia insieme. E quando si a caccia, le nostre mogli ci fanno due corna così, capito? Ma chi sei, Lozzi? Bravo. Madonna Maia. Dai. Puttana Maia. Ma allora lo indovinavo bene. Indovinavo bene, sì, ma perché lo so, prima mi riconosci, poi mi disconosci. No, poi ho detto, ma dimmi tutto. No, ti volevo dire, veramente si era sparsa la voce. Ma quando la voce? No, la gente dice così, lo sai, Virgilio si lascia una moglie, la moglie l'ha fatto le corna, dice lui va a caccia. Aspetta, quella delle corna, siamo tutti suscettibili, anche senza andare a caccia. Ma soprattutto andando a caccia. A caccia si tracca, detto. Ma
Va a caccia, quella, magari va a cacciarsi anche uccello nella passera. Capito? Forse è meglio lasciare stare gli animalini, no? Sì. Che gusto c'è a sparare a quelle povere bestioline? Cioè, dimmi te, che gusto c'è? Infatti. Io infatti ho smesso, sai? Ha smesso? Io ho smesso di fumare, ho smesso di bere e ho smesso anche di andare a caccia. Da quando? Da oggi. Ah sì? Ho deciso, da quando ho saputo, oggi ho saputo, dice il Virgilio si lascia alla moglie perché quando andava a caccia lei andava con quello e con quell'altro. Allora io ho detto mi ci voglio ritrovare io, te volevi dire, mi ci voglio ritrovare. Allora ho detto, ora basta, smetto di fare queste cose, mi dà solamente di trombare, quello lì me lo tengo, tutto il resto ho smesso di bere, smetto di fumare, ma soprattutto andare a caccia, anche perché da retta a me farla anche te, abbi pazienza. Cioè, che divertimento c'è, pensandoci bene, no? Pensandoci bene. Uno va lì e spara degli animalini piccini, che non gli fanno nulla di male, che passano di lì. A parte non si tira gli animali grossi. Grossi o piccini sono sempre più piccini. È vero. Voglio dire, come se sparassero e tuo figliolo dice va a caccia di quelli più piccini di me, no? E te che diresti? Ti incazzeresti, no? Infatti. Allora, voglio dire, grosso o piccini, tu sei sempre te quell'armato, loro non ce lo possono mica avere il fucile per spararti a te. Non c'hanno difesa, Allora perché tu smetti di andare a caccia? Metterlo anch'io oggi. Bravo, smetti anche te, così guarda di più la tua moglie, tromba di più la tua moglie. Al massimo si può andare una sera a caccia di fica. Allora che è di molto meglio, Virgilio. Capito? Che a volte fa fucili, capito? Quando uno ha sempre il fucile in mano, alla fine si dimentica dell'uccello, capito? Cioè è una specie di protesi e si accontenta con quello, non è mica bello, Ascolta. Ascolta, e te tu fucile ci fai? Se non c'è il sondazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma non mi importa ma se c'è il sondazzo io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete